Nuestro país no lanza bombas contra otros pueblos, ni manda miles de aviones a bombardear ciudades. Nuestro país no posee armas nucleares, ni armas químicas, ni armas biológicas. Las decenas de miles de científicos con que cuenta nuestro país, sus médicos, han sido educados en la idea de salvar vidas. Sí. Buon pomeriggio a tutti e grazie per essere collegati con noi in questa diretta che ci auguriamo possa essere interessante per l'argomento che tratta. Abbiamo deciso di fare questa iniziativa oltre che per ringraziare il nostro personale sanitario che nel nostro paese si sta impegnando moltissimo nella lotta alla pandemia del Covid-19, anche per ringraziare il governo cubano e i medici, il personale sanitario, gli infermieri, gli epidemiologi che sono giunti nel nostro paese per aiutare i nostri medici, il nostro personale sanitario, ma anche la nostra gente. Con emozione vi dico che gli ospiti che oggi saranno con noi sono ospiti illustri, impegnati in prima linea per combattere questa pandemia nel nostro paese e per valorizzare il lavoro che il governo cubano, Cuba, i suoi medici, i suoi scienziati stanno facendo. Saranno con noi José Carlos Rodríguez Ruiz, l'ambasciatore di Cuba in Italia, Irma Dioli, la presidente nazionale dell'Associazione di Amicizia Italia-Cuba. Ci sarà un contributo video di Carlos Ricardo Pérez Díaz, il capo della brigata medica cubana a Crema, Massimo Amà, il referente del Circolo Italia-Cuba di Padova. Collegata da Cuba darà il suo contributo la dottoressa Marta Ayala Avila, la vice direttrice generale del Centro di Ingegneria Genetica e di Biotecnologia di Cuba. Il dottor Giordano Padovan, medico psichiatra, compagno della nostra Federazione di Rifondazione Comunista di Padova, e Maurizio Acerbo, il nostro segretario nazionale. Perché abbiamo deciso di fare questa iniziativa? Beh, penso che le parole che abbiamo visto pronunciare nel video che abbiamo inviato all'inizio, quello di Fidel, spieghino la filosofia che ispira il governo cubano nel fare della medicina, della ricerca scientifica, della cura, elementi centrali del governo del loro Stato e dell'organizzazione dei servizi per la popolazione. Una filosofia che conferisce alla medicina, alla ricerca, alla cura un altissimo valore sociale. Una filosofia che porta a praticare un discorso che non è rivolto soltanto al popolo cubano, ma all'intera umanità.
una filosofia che per il tempo che viviamo noi pensiamo sia assolutamente necessaria, e questa filosofia ha portato la sanità cubana ad essere tra le prime al mondo per la sua qualità. Questa straordinaria ispirazione viene messa a disposizione di tutto il mondo e infatti anche nel nostro paese oggi ci sono 2 brigate, una a Crema e una a Torino, quindi in luoghi dove la pandemia ha colpito più duramente, 2 brigate che sono venute a dare sostegno al nostro personale sanitario, al nostro popolo, all'Italia. Noi pensiamo che questa filosofia debba ispirare anche l'azione del nostro governo e degli altri governi. A Cuba gli investimenti per la sanità, per la cultura, per la scuola sono la maggioranza del bilancio del paese. E questa impostazione, questo esempio, noi crediamo debba anche ispirare un cambiamento nel modello economico e sociale che si possa fondare realmente sulla capacità di dare risposte a quelli che sono i diritti fondamentali di ogni essere umano. Il diritto alla salute, il diritto alla scuola, il diritto a una vita degna, dignitosa per tutti. Così come noi crediamo che sia necessario la cooperazione tra tutti i popoli. Un esempio anche di questo è quello che sta facendo oggi Cuba nel nostro paese. Questa è l'unica alternativa possibile alla barbarie della competizione e della guerra che l'imperialismo americano vorrebbe esportare in tutto il mondo. Ancora un saluto fraterno a nome di Rifondazione Comunista ai compagni cubani e un appello alle lavoratrici e ai lavoratori che insieme al nostro personale sanitario stanno pagando il prezzo più alto di questa crisi sanitaria nel nostro paese, affinché si mobilitino con noi contro il blocco criminale imposto all'economia e al popolo cubano. Vi ringrazio per questa introduzione, mi sono emozionata e do subito la parola al dottor José Carlos Rodríguez Ruiz, ambasciatore di Cuba in Italia, e chiedo, ringraziandolo moltissimo per l'onore che ci dà oggi di essere qui con noi, per quale motivo il sistema sanitario cubano è un modello in tutto il mondo, così come dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, saluto a tutti quelli che sono collegati in questi momenti. Daniela, prima di risponderti, voglio logicamente ringraziare a tutti voi per organizzare questa teleconferenza. Mi fa molto piacere che non soltanto oggi, sino da tanto tempo, Refundación Comunista, come anche l'Associazione Nazionale d'Amicizia Italia-Cuba, hanno sempre spinto per far conoscere lo sviluppo che ha raggiunto Cuba nella salute pubblica cubana. E voglio anche prima salutare a tutti i lavoratori della sanità, i lavoratori italiani e i lavoratori cubani, che in questi giorni stanno facendo un'opera veramente impressionante e bellissima, quella di salvare la vita di tante persone di fronte a una epidemia così nuova e forte come questa che si sta colpendo a tutto il mondo. Allora, mi fai la domanda, perché il sistema di salute cubano tanti lo riconoscono come un modello per il mondo? Anzitutto io credo che si deve sapere, si deve sottolineare il fatto di che il sistema di salute cubano è un sistema di salute
universale per tutti e gratuito per tutta la sua popolazione. Dall'inizio del processo rivoluzionario cubano, dopo il 1959, il nostro paese ha deciso di sviluppare la salute pubblica come uno dei pilastri del sviluppo integrale del nostro paese. È un diritto che consideriamo fondamentale, soprattutto un diritto che deve raggiungere a tutti, non un diritto soltanto per alcuni, un diritto per tutti. E io credo che questo fatto, questo concetto filosofico è una delle forze che fa possibile che il nostro modello sia così efficiente come tutti lo riconoscono. Questo è un modello che si è sviluppato lungo tutti questi anni in diverse direzioni. Da una parte si è sviluppato la struttura sanitaria del nostro paese. Questa struttura sanitaria non rimane soltanto nelle principali città, nei principali centri urbani. La struttura sanitaria cubana è dappertutto fino alle zone delle montagne del nostro paese. Ovunque ci sia una popolazione, lì ci sono i medici cubani. Io credo che questo è un altro fattore, ma anche il fattore dello sviluppo della capacità dei professionali cubani. Durante tutti questi anni noi abbiamo formato 100.000 di medici, infermieri, tecnici del personale della sanità cubana. Questo ci permette oggi contare in questo stesso momento con 479.623 lavoratori della sanità cubana. Di questi quasi 100.000 sono medici, anche ci sono quasi 20.000 stomatologi, 84.000 infermieri. Es decir, quando si vede queste cifre in una popolazione di 11 milioni di abitanti, si può capire benissimo la fortissima capacità dal punto di vista dei professionali che noi abbiamo, ma è anche un sistema di salute che si è sviluppato insieme allo sviluppo scientifico-tecnico. Ha una grossissima capacità. Dopo, e mi fa moltissimo piacere poterla salutare, parlerà la dottora Marta Ayala. Lei potrà parlare molto meglio che io al riguardo dello sviluppo della biotecnologia e della farmacologia cubana, ma questo è un altro fattore molto importante. Questo ci ha permesso che durante tutti questi anni Cuba abbia avuto la possibilità di raggiungere risultati che veramente sono propri dei paesi sviluppati. La mortalità infantile a Cuba, per esempio, l'anno scorso è chiusa, abbiamo raggiunto 3,9 morti per 1.000 nati vivi. Questo è veramente uno dei migliori risultati a livello mondiale. Questo è uno dei dati più forti quando si parla dell'efficienza di un sistema sanitario. E logicamente si potrà parlare, possiamo qui menzionare tante cifre. Non voglio io approfittare tutto il tempo per allungare in questo senso. Anche altri che parteciperanno potranno sicuramente menzionare alcune delle tante cifre che dimostrano l'eccellenza del sistema sanitario cubano. Anche possiamo in un altro momento dell'incontro parlare al riguardo di questo. Ma io credo che si deve parlare con chiarezza, perché al di là della nostra capacità confrontiamo delle grosse difficoltà come conseguenza del blocco economico, commerciale e finanziario che gli Stati Uniti applicano contro il popolo cubano da 60 anni già. Un blocco veramente vergognoso che in queste ultime settimane abbiamo visto come si è rafforzato di una maniera despiadata, anche impedendo l'arrivo a Cuba di materiali sanitari per fare frente alla Covid-19.
questo blocco economico, commerciale e finanziario, soltanto in un anno, i dati, noi siamo molto precisi con questi, per esempio il dato da marzo del 2018 a aprile del 2019 sono più di 4 miliardi 343 milioni di US dollar di perdita per Cuba come conseguenza di questo blocco. E di questa cifra, nell'ambito della salute, i costi del blocco economico, commerciale e finanziario superano i 100 milioni di US dollar. In questi giorni, anche se prossimamente faremo delle cifre sicuramente più alte di questo. Menziono questo perché di non esistere questo blocco economico, commerciale e finanziario degli Stati Uniti, il livello che la salute pubblica cubana potesse aver raggiunto senza dubbio sarebbe molto alto. Ma il danno che fa il blocco non è soltanto contro il popolo cubano, contro la salute pubblica cubana, fa anche un danno a altri popoli, perché come voi sapete, sicuramente come tanti che ci stanno ascoltando sanno benissimo, la salute pubblica cubana ha una grossissima tradizione di collaborazione internazionale. Dall'inizio della nostra collaborazione, a inizi degli anni 60 del secolo scorso, poco dopo l'inizio della rivoluzione, fino ad oggi più di 400.000 professionali della salute pubblica cubana hanno prestato servizi in diversi paesi del mondo, in più di 100 paesi del mondo. In questo stesso momento, prima della Covid-19, noi avevamo più di 49.000 medici e infermieri in 65 paesi del mondo. Dopo la Covid abbiamo inviato a sollecitudine di diversi paesi già una cifra considerabile di 23 brigate di collaborazione a 22 paesi. Stiamo parlando di 1.400 medici e infermieri che in questo momento sono in diversi paesi facendo confronto alla Covid. E dico questo perché se non avessimo avuto il blocco economico, commerciale e finanziario, logicamente la capacità di Cuba di offrire un livello anche molto più alto di sanità al nostro popolo, ma anche a altri popoli tramite la collaborazione, sarebbe senza dubbio molto più alto. Io credo che gli Stati Uniti stanno facendo da tempi una grossa campagna per danneggiare la collaborazione medica cubana nel mondo. Sanno che quello è un esempio, non soltanto di un sistema di sanità veramente, come ha detto l'Organizzazione Mondiale della Salute, che è un modello. E stanno anche facendo il possibile per impedire e affettare questa collaborazione, perché loro capiscono che tramite questa collaborazione si dimostra che ci sono altre possibilità di organizzare una società e di offrire a tutti, senza escludere a nessuno, offrire delle condizioni di sanità come uno dei valori umani fondamentali che dobbiamo curare in tutto il mondo. Ma la verità sempre si apre passo. La verità va della mano degli uomini e delle donne della sanità, sia a Cuba sia in altri posti, che offrono vita. Noi stiamo in questi giorni ripetendo tantissimo un'idea che è molto semplice, ma è un'idea molto profonda per il suo compromesso e per la sua opera. Cuba salva vita. E per noi questo è una grossissima responsabilità e lo facciamo con una consapevolezza e con una convinzione grandissima. Noi crediamo, siamo convinti che non è possibile andare in questo mondo con le difficoltà che ci sono
le difficoltá che ci sono crescenti, le sfide che ci sono, come questa che ci ha colpito adesso della Covid-19, senza collaborare, senza mettere in campo, al di là delle diverse posizioni che possono avere diversi paesi, senza creare collaborazione per fare fronte alle sfide comuni dell'essere umano. Per noi questo è fondamentale e logicamente questo ha molto a che vedere con la nostra propria esistenza come nazione. Noi abbiamo cresciuto come nazione con la consapevolezza di che siamo una piccola parte del mondo. José Martí, il nostro eroe nazionale, ci ha fatto capire, e noi tutti cubani lo abbiamo molto in testa e molto nel cuore, che patria è umanità. La patria è molto più che delle frontiere, che una frontiera, che qualsiasi cosa del genere. La patria è l'umanità. Ovunque ci sia un essere umano, noi dobbiamo sentirlo come nostro hermano. E logicamente in questo momento dobbiamo offrire anche la nostra solidarietà, la nostra umanità a coloro che hanno bisogno di noi in questo momento. Questo voleva dire in questo momento. Se voi volete farmi qualsiasi altra domanda, sono alla vostra disposizione. Ringraziamo tantissimo l'ambasciatore Rodriguez perché ha spiegato benissimo il sistema, come è impostato a Cuba e il suo valore per tutto il mondo. Senz'altro ci saranno anche domande, mi auguro, da chi ci sta ascoltando. Per ora ringrazio l'ambasciatore e passerei alla dottoressa Dioli, la presidentessa nazionale dell'Associazione Italia-Cuba, chiedendole, dopo 59 anni, 60 quasi di embargo, che ruolo ha avuto l'Associazione di Amicizia Italia-Cuba? Che ruolo ha avuto in questa fase dell'epidemia anche per promuovere l'arrivo in Italia delle 2 brigate di Crema e di Torino, e soprattutto come si può continuare per fare in modo che ci sia sempre più unità nel richiedere che il blocco degli Stati Uniti venga tolto, venga soppresso. Prego, Irma. Bene. Grazie. Grazie a tutti, buongiorno a tutte e tutti. Non so se si sente. Volevo ringraziare la Federazione Provinciale. No, aspetta Irma, abbiamo un problema tecnico. Irma, scusami Irma, abbiamo un problema tecnico, ti sentiamo male. Adesso noi tutti i relatori spegniamo i microfoni e riproviamo con te. Irma? Scusate, questi sono i problemi della diretta, non c'è nulla di registrato, mi tocca dire così. Prego Irma. Bene, scusate questo piccolo imprevisto. Innanzitutto buongiorno a tutte e tutti e volevo anch'io ringraziare Daniela, in particolare la Federazione di Padova di Rifondazione Comunista e anche il nostro segretario del Circolo di Padova per aver voluto organizzare oggi questo importantissimo incontro sul tema della salute tanto attuale oggi con importanti ospiti di cui abbiamo sentito il ruolo. Per rispondere subito alle domande fatte da Daniela, io credo che sia importante ricordare
il ruolo dell'associazione da 59 anni a livello nazionale, quelli che sono gli obiettivi, gli scopi in particolare, e quello che ci chiedeva il nostro ruolo rispetto alla famosa lettera al ministro Speranza, eccetera. Ecco, io volevo innanzitutto dire che sono allo stato attuale oltre 60 i circoli della nostra associazione che sono impegnati su più fronti. L'obiettivo principale per noi da sempre è stato quello di chiedere la revoca del blocco illegale criminale da parte degli Stati Uniti contro Cuba e la restituzione della base di Guantanamo, del territorio proprio dove c'è la base di Guantanamo. Perché è collegato quello che sto dicendo anche con il tema della salute, perché e da lì anche la lettera Speranza. Il nostro compito è quello di portare avanti quelle che sono le eccellenze, di far conoscere la realtà cubana, e una di queste eccellenze è proprio la salute, la sanità. E ci siamo trovati in un momento particolare, era all'inizio di marzo, dove in Italia veramente c'era disorganizzazione, c'era problemi di personale negli ospedali, non si sapeva come affrontare le questioni, eravamo tutti molto preoccupati, tutti i cittadini, le cittadine erano molto preoccupati di questa situazione. È stato così che abbiamo deciso di fare una cosa molto semplice, quella di portare all'attenzione del nostro governo italiano, in particolare al ministro Speranza, due aspetti fondamentali che in parte abbiamo sentito molto bene da parte dell'ambasciatore, gli aspetti fondamentali che caratterizzano la sanità a Cuba, e in particolare la professionalità e la preparazione, la specializzazione del personale dei medici cubani, e dall'altra la ricerca scientifica con degli istituti di eccellenza, il centro Pensiamo per Tutti. Abbiamo un'illustre non ospite, proprio la vice direttrice del centro di ingegneria biotecnologica appunto di Cuba, dove è stato creato l'interferone alfa 2 beta, e noi l'abbiamo inserito proprio all'interno della lettera che abbiamo mandato a Speranza. Da lì non avremmo mai immaginato che diciamo così in poco tempo si riuscisse a realizzare quello che allora era un obiettivo. Mi collego anche adesso magari al tema affrontato dall'ambasciatore prima. In questo mi ha aiutato molto, perché è stato molto puntuale e preciso, ha dato un inquadramento proprio perfetto di quello che è la situazione oggi a Cuba. Mi preme dire appunto che noi che cosa andiamo ripetendo? Che Cuba ha puntato subito, no, con il trionfo della rivoluzione, alla salute universale e gratuita per tutte e per tutti. Il principale artefice è proprio stato il comandante Fidel Castro. Attraverso che cosa? Quello che è lo sviluppo del sistema sanitario nazionale, che ha portato la salute in ogni parte dell'isola, ma anche in ogni luogo del mondo che ne avesse bisogno. E il principio che oggi si sente ripetere, si sente dire, è proprio quello di non dare ciò che avanza, ma di condividere ciò che si ha. E questo l'abbiamo imparato ascoltando anche le interviste dei capi brigata, le interviste bellissime che sono state fatte in questa direzione. Da questo punto di vista proprio
nella lettera, oltre appunto a chiedere le medicine, i farmaci e ad avvalerci dell'eventuale appunto utilizzo in Italia nella lotta contro il Covid, vi era proprio la richiesta di verificare l'attivazione di questo contingente della brigata, in particolare del Henry Reeve, e così è stato. Queste due brigate, una a Crema e una a Torino, veramente hanno cambiato, è stato un fatto storico così rilevante la loro venuta qui in Italia, che credo che rimarrà sempre nella nostra storia, anche nella nostra memoria. Permettetemi a questo proposito di ricordare il profondo impatto politico, anche emotivo, e l'entusiasmo della notizia del loro arrivo in Italia. Siamo certi che i medici, gli infermieri cubani daranno proprio il proprio importante contributo fino a quando ce n'è bisogno, dicono, a fianco dei sanitari cubani nella lotta contro il Covid. Intanto è importante che si sappia che moltissime sono le lettere di stima, le dichiarazioni di amicizia, di solidarietà e anche di gratitudine, di vicinanza ai medici cubani, che riceviamo anche noi direttamente. Basta vedere sui social, sulle reti sociali, e si vedono anche questi sentimenti, queste espressioni di vicinanza e di ringraziamento, ma noi abbiamo pensato di raccoglierli poi in un libro, e pensiamo che sia importante come testimonianza. È importante, rispetto anche alle domande che diceva prima Daniela, sottolineare che il modello della sanità cubana è minato oggi più che mai proprio nel mezzo di questa pandemia, a causa dell'inasprimento del blocco delle sanzioni imposte dall'amministrazione Trump. I danni provocati sono immensi nel settore della salute, e li ha citati molto, molto bene l'ambasciatore prima. Io voglio soltanto ricordare questa cosa tremenda dell'avere impedito non solo di arrivare, ma addirittura anche di scaricare dei medicinali e delle apparecchiature sanitarie per la lotta contro il Covid, e anche le aziende che si rifiutano di vendere a Cuba i respiratori. Allora, io credo, per fare anche una proposta, anche per dare continuità a questo importantissimo incontro, e per dare continuità anche in futuro, penso che sia fondamentale questa occasione per rilanciare il fronte della solidarietà con Cuba e partire da un tema fondamentale, che è proprio quello della salute e del suo sviluppo, rispetto a chi invece proprio sulla salute, e ricordiamoci anche sull'alimentazione, che in parte è collegata, colpisce la sua popolazione, perché l'obiettivo è sempre quello di minare il suo sostegno alla rivoluzione. Allora io credo che si possano avanzare tre proposte. Allora, innanzitutto rilanciamo questo fronte di solidarietà con chi la solidarietà ce l'ha trasmessa, ce la sta trasmettendo, in queste tre maniere. Uno, contrastare sicuramente la guerra mediatica, le continue menzogne contro il governo cubano, ad esempio anche sullo spirito internazionalista delle brigate. Stiamo assistendo a una campagna immorale offensiva contro Cuba senza precedenti. La seconda è condannare e chiedere la revoca immediata del genocida crudele e assassino anche blocco contro Cuba, mantenere il blocco contro Cuba e altri paesi, bisogna ricordarlo, durante questa crisi determinata appunto dal Covid, è una conferma della crudeltà e della disumanità del governo degli Stati Uniti. La terza proposta è quella di aderire, ad esempio, come ha fatto Rifondazione Comunista, alla campagna in atto a favore di Cuba, che l'associazione sta portando
avanti all'interno di Medicuba Europa per l'acquisto di materiale sanitario, dispositivi, reagenti per l'IPK. L'IPK è un centro di eccellenza, è l'Istituto di Medicina Tropicale Pedro Curie, che è un centro scientifico cubano di fama internazionale. Ecco, noi crediamo che in questa fase tale campagna abbia anche l'obiettivo in qualche modo di contraccambiare l'impegno solidale dimostrato verso il nostro paese, cioè è un piccolo contributo per questo grande popolo. Oggi più che mai vi è la necessità di cooperazione, di solidarietà, ed è un appello che arriva anche dalla stessa comunità scientifica e da importanti organismi internazionali. Allora, questa pandemia impone la necessità di cooperazione a prescindere dalle differenze, dai confini. L'espansione del virus crediamo che si bloccherà più rapidamente con i minori costi se prevarrà proprio la cooperazione, e dove anche tutti i paesi, compresa Cuba, potranno avere voce in capitolo. Allora, solo con questo sforzo globale, con l'unione di tutti i popoli, lavorando uniti e nell'interesse comune, mettendo in capo a tutto la salute come diritto umano e non il profitto, si potrà sicuramente frenare questa pandemia. Perché la salute come diritto umano? Perché pensiamo a Cuba, pensiamo a Cuba che ha messo l'essere umano al centro proprio del suo progetto di società. Appunto non solo riconoscendola anche all'interno della sua Costituzione quale diritto umano. E allora in questo senso Cuba, attraverso la sua collaborazione medica internazionale, in particolare ha avuto un grande esempio, è un grande esempio di un paese che costruisce ponti, di un paese che non invia armi ma medici, che ama il suo popolo e il mondo. Il suo popolo e il mondo, questo è da dire, e non è da tutti, da tutte le nazioni, lo dimostra quotidianamente attraverso la sua politica di solidarietà internazionalista e anche di umanesimo. Ed è proprio la solidarietà che può far rinascere la speranza di un mondo migliore, ed è in questa direzione, ed è per il nostro comune sogno di giustizia per Cuba e per il mondo intero, noi non smetteremo mai di lottare. Ringrazio moltissimo Irma Dioli per questa sua relazione e faccio i complimenti all'Associazione Nazionale Italia-Cuba perché ho capito, abbiamo compreso che ha svolto un ruolo fondamentale in questa fase. Grazie, grazie Irma. Noi dovevamo avere come ospite anche il dottor Carlos Ricardo Pérez Díaz, che è il capo della brigata medica cubana Crema, aveva dato la sua disponibilità, ma purtroppo impegni che possiamo immaginare importanti, insomma, all'interno della brigata che a Crema sta seguendo diverse strutture sanitarie, non ha potuto intervenire direttamente, ma ci ha inviato un contributo video che adesso metteremo in onda. La brigada Henry Riff forma parte de un contingente que surgió en el año 2005. Es una brillante idea del comandante jefe Fidel Castro cuando ocurrió el huracán Katrina en el sur de los Estados Unidos, en la ciudad de New Orleans. Y hacia ese lugar se iban dirigidos los esfuerzos. Se solicitó por parte del pueblo de esa región que se enviara una ayuda humanitaria cubana, pero el gobierno de los Estados Unidos no aceptó esa ayuda que le estaba brindando el pueblo de Cuba, e inmediatamente ocurrió un terremoto de gran envergadura en Pakistán, en la Cachemira pakistaní, y hacia ese lugar entonces fue el contingente Henry Riff con un grupo de brigadas, hospitales de campaña, que estuvieron trabajando por varios meses en ese lugar.
Después, posteriormente, se cumplieron varias misiones. Este contingente estaba preparado en graves epidemias y desastres naturales, con una facilidad para el despliegue en el terreno y además ponerse operativo en pocas horas. Y los médicos y enfermeros que participan en ellos son altamente capacitados en Cuba para realizar esta gestión. Después se participó en varios, como terremoto de Chile, terremoto en Haití, intensas lluvias en diferentes lugares, huracanes, sobre todo en el área de América Latina y el Caribe. Ahora, inicialmente en Italia y en Europa, es la primera vez que participa el contingente de Henry Reef con una brigada médica que llegó a principios de esta etapa acá a Crema, en la ciudad de Crema, en la provincia de Cremona, en la región de Lombardía. Bueno, al llegar acá a la ciudad de Crema el día 22 de marzo, encontramos que, por supuesto, las capacidades en los servicios de urgencia del Hospital Mayor de Crema estaban sobregiradas, el hospital prácticamente colapsado, todos los servicios atendiendo COVID, y de 10 camas que usualmente tenía la terapia intensiva del lugar, se convirtieron en más camas de atención a pacientes graves. El cuerpo de guardia estaba lleno de pacientes en camillas, en diferentes lugares que no tenían dónde poner a esos pacientes, y estaba terminándose de poner a punto un hospital de campaña que había el ejército de Italia había emplazado en el parqueo de este hospital de Crema. Ahí comenzamos a trabajar a las 48 horas, ya estábamos activos para comenzar el trabajo en turnos de 8 personas, 8 profesionales de la salud por cada turno de trabajo, que iba a atender inicialmente 32 personas, pero se llegaron a completar 30 camas exactamente de pacientes COVID. Así se trabajó durante toda esta etapa, además de con una terapia intensiva que se comenzó a operar en el interior del hospital con 5 intensivistas, 2 salas de medicina interna con 7 especialistas en medicina interna que apoyaron esta labor, y además la neumología con 2 neumólogos nuestros que también vinieron en la brigada y que de conjunto con los profesionales italianos realizaron la labor durante todo este tiempo en los diferentes sitios. Ahora, en una segunda etapa, ya han disminuido el número de casos y por lo tanto se ha reducido la actividad en el hospital de campaña, realizando en esta segunda etapa, la fase 2, la rehabilitación de los pacientes COVID positivos que ya van saliendo de la enfermedad. Y además nos hemos trasladado también o redimensionado nuestros esfuerzos hacia la atención primaria de salud, atendiendo casas de atención al adulto mayor en 2 centros de este tipo, donde estamos haciendo también trabajo con pacientes positivos a COVID-19 que van saliendo ya de su enfermedad y se están recuperando con rehabilitación respiratoria primaria. Bene, dopo questo importante contributo che abbiamo sentito da Crema, do la parola all'avvocato Massimo Amà, che è il referente dell'Associazione di Amicizia Italia-Cuba di Padova. Massimo è da moltissimi anni attivo nella promozione della cultura cubana, della cultura del popolo cubano, della storia di Cuba. Lo fa sotto diversi aspetti, dall'aspetto culturale all'aspetto sociale, e oggi avrà anche un ruolo importante perché tradurrà in questa conferenza l'intervento e le domande che saranno poste alla dottoressa Marta Ayala Vila. Prego Massimo per un tuo saluto. Devi aprire il microfono, Massimo. Buongiorno, si sente? Buongiorno a tutti, sono Massimo Amà di Padova. Grazie per la vostra presenza. Io, quale socio di Italia Cuba e oggi rappresentante del nuovo circolo costituito a Padova,
porto avanti ciò che da anni Italia Cuba, che è formato da tanti circoli, cerca di promuovere a livello nazionale, far conoscere la realtà dei fatti, far conoscere Cuba. Di Cuba non si sa molto, di Cuba non si vuole scrivere molto, nei mass media non viene pubblicata la verità, e quindi quello che noi cerchiamo di fare a livello locale, anche grazie all'intervento dell'università e delle istituzioni locali, che ci permette di realizzare eventi ad hoc come ad esempio quello odierno, vogliamo far conoscere la verità delle cose. Non voglio ripetere ciò che è già stato detto da Irma, in quanto l'obiettivo del nazionale corrisponde esattamente all'obiettivo di tutti i circoli. Oggi parliamo di medicina, come potremo parlare del futuro di tante altre cose, dallo sport alla sociologia, all'istruzione, al pensiero storico, attraverso creazione di eventi ad hoc che parlano ad esempio del perché c'è stato un 59, perché c'è stato un 1868, 1898. Comunque non voglio entrare troppo nello specifico, perché vorrei dedicarmi appunto a puntualizzare e a permettere alla gente la conoscenza di ciò che Cuba sta portando avanti oggi in campo medico e in principal modo appunto nella lotta contro il Covid, ed è per questo che è nato l'evento. E io spero che mi si senta, perché io non sento nulla. Massimo, si è sentito benissimo, assolutamente Ok, sì. ringrazio. Vuoi Per cui, continuare? no, non voglio continuare, voglio dare la parola alla dottoressa Ayala, se non sbaglio, perché mi interessa il concetto e voglio che tutti siano a conoscenza di un qualcosa di cui pochi sono a conoscenza. Che cos'è il Centro di Biotecnologia? Oppure, Daniela, non so se tu vuoi formulare la domanda. Sì, grazie Massimo. Allora, intanto Buenos días. salutiamo di nuovo la dottoressa Marta Ayala Vila, la vice direttrice generale del Centro di Ingegneria Genetica e di Biotecnologia di Cuba, collegata da Cuba. La ringraziamo perché sappiamo che oggi è anche una giornata impegnativa per lei, ci sono diverse incombenze che sta seguendo. Volevo farle due domande, dottoressa. Sì. La prima, intanto, che cosa si studia in questo centro così importante e riconosciuto a livello internazionale? E poi che ruolo ha oggi l'industria farmaceutica, la biotecnologia cubana nella lotta al Covid-19 e quindi che contributo potrà dare anche per il futuro. Grazie per il suo intervento. Prego Massimo, poi... Bueno, entonces la primera pregunta es lo que se estudia en el Centro de Biotecnología en general, lo que se estudia. Y después la pregunta relacionada es cómo se inserta la industria farmacéutica y biotecnológica cubana a la actuación de Cuba en la lucha contra el COVID-19. Espero que días. la traducción fue buena. Buenos días a todos. Agradecer a los organizadores de esta videoconferencia y también a los colegas que nos escuchan. El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba pertenece al grupo de la industria farmacéutica y biotecnológica BioCuba Pharma. Este centro investiga, desarrolla la investigación que realiza desde el punto de vista tecnológico, también produce y comercializa. El centro, por más de 30 años, ha trabajado en el desarrollo de vacunas preventivas, como la vacuna recombinante contra la hepatitis B, y también en productos terapéuticos para tratar el infarto agudo de miocardio. Ha trabajado intensamente con interferones.
Hay demasiadas cosas. Bueno, entonces pertenece al grupo, el Centro de Biotecnología pertenece al grupo farmacéutico appartiene al gruppo farmaceutico e di tecnologia Cuba Farm, che attua degli studi, dell'investigazione, studi, commercializza e ricerca vaccini e medicinali per combattere appunto le malattie attuali. Puede seguir, doctora. Entonces, en el momento en que se comienza a visorar esta epidemia, los científicos cubanos se mantienen estudiando qué está ocurriendo fundamentalmente en China y evaluando qué productos que ya tiene la industria y los centros pueden ser empleados en el protocolo de actuación que comenzaba a ser también estudiado por los expertos de la salud pública cubana. De esta manera se inserta el interferón alfa 2B recombinante, que conocemos que se estuvo utilizando en China en personal de riesgo y personal vulnerable. Les puedo comentar que más de 80 países no han solicitado este interferón alfa 2B recombinante. Bueno, directora, perdona, no sé si he entendido bien. Este interferone alfa, bueno, traduco in italiano un momentico. Dice la dottoressa a questo punto che hanno sviluppato questo interferone alfa che l'hanno utilizzato in Cina, prodotto utilizzato in Cina e adottato nei confronti delle persone più a rischio, ed è stato richiesto da moltissimi paesi, 80 paesi, 80 países, dijo doctora. Ya, muchas gracias. Bueno, en Cuba se adoptó el uso del interferón alfa 2B recombinante en el protocolo de actuación médico en los pacientes confirmados al virus SARS-CoV-2. A cierre del 14 de abril del 2020, 93,4% de los individuos habían utilizado el interferón alfa 2B recombinante en Cuba. Y solamente el 5,5% había avanzado hacia un estado de gravedad. Para ese momento, el 14 de abril, el Ministerio de Salud Pública cubano había reportado una tasa de mortalidad de 2,7%, pero solo había una tasa de mortalidad del 0,9% entre los pacientes. Un momento, directora, un momento. Perdona. Bueno, ho capito che il 93, dunque in Cuba è stato utilizzato questo interferone e soltanto il 5,5% delle persone al quale è stato somministrato l'interferone è passato dalla fase alla fase acuta. Direttore, disculpe, entendí que dijo que el 93,4% de los pacientes confirmados el virus utilizó el interferón. Il 93,4% dei pazienti ai quali hanno diagnosticato la positività di questo 93,4%, soltanto il 5,5% ai quali è stato somministrato l'interferone ha peggiorato. Solamente il 5,5% de estas personas pasó a la fase aguda, grave. Muchas gracias. De tal manera, Máximo, que cuando en Cuba el 14 de abril se estaba reportando una tasa de letalidad global para esta enfermedad del 2,7%, los pacientes que habían sido usado interferón solo reportaban 0,9%. O sea, directora, perdón, el 2,7% a nivel mundial, ¿está diciendo? ¿O a nivel de...? Cuba, 2,7%. Estoy hablando de la situación en Cuba al 14 de abril del 2020. Al 14 di aprile del 2020 il 2,7% delle persone, solamente il 0,9%
De los que usaron interferón tuvieron desenlace. Di quelli che hanno usato l'interferone sono passati alla fase grave. Siga, directora, muchas gracias. Continuando el desarrollo con el interferón, ya que tenemos la fortaleza de tener las capacidades productivas, hemos desarrollado una formulación nasal para la administración en gotas nasales a personal de riesgo, al personal que está atendiendo a los pacientes y también para personas vulnerables. Sì, sta dicendo che sono riusciti a produrre, a trasformare questa interferone utilizzare attraverso una forma che permetta a livello nasale l'utilizzo appunto della medicina al personale soprattutto a rischio. Y personal vulnerable, a grupos de Personale riesgo. vulnerabile. Cioè la persona mayor, solo se enfermo de otra enfermedad. En hogares de ancianos. Anciano, sí. Ya, gracias, directora. También hemos integrado a la atención de salud de los pacientes cubanos las investigaciones que estamos desarrollando en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y también en otros centros científicos del país. Hemos estado estudiando una vacuna para personal mayor de 60 años, donde inducir la respuesta inmune innata es importante. Directora, yo entendí que ustedes están, o sea, lo que están haciendo en el centro lo pueden hacer también los centros, o sea, por ejemplo, los otros hospitales que pueden actuar los resultados científicos de ustedes. ¿Esto dijo? Nosotros nos integramos al sistema de salud cubano y unido con los médicos desarrollamos protocolos de investigación para desarrollar otras formas novedosas de atender la enfermedad. Perfetto, allora sta dicendo la dottoressa che gli appartenenti appunto al centro si sono integrati nella sanità pubblica generale cubana, ad esempio gli ospedali, per aiutare ad applicare questi nuovi risultati medici e a sviluppare nuove forme di nuove soluzioni di vaccini. Estamos utilizando una vacuna en individuos mayores de 60 años para estimular su respuesta inmune innata. Ok, che stanno utilizzando un vaccino a persone di maggiori di 60 anni perché queste persone sviluppino un'immunità. Estamos trabajando a partir de la utilización de la informática, de la bioinformática, en el desarrollo de vacunas preventivas. Sì, attraverso la bioinformatica stanno cercando di creare vaccini preventivi. Estamos trabajando junto al Ministerio de Salud Pública de Cuba en un laboratorio de biología molecular que está haciendo determinaciones diagnósticas de la presencia del virus. Laboratorio, doctora, de biología molecular, que está haciendo diagnóstico también junto a otros laboratorios del país de la presencia del virus en las muestras de individuos. Me perdona, directora, que no oí. Otra de las líneas en las que estamos aportando es trabajando en un laboratorio de biología molecular donde se están midiendo también o diagnosticando por PCR las muestras de individuos. Ok, siga que después traduzco el concepto. Hemos estado también desarrollando péptidos para montar nuestros propios sistemas diagnósticos para medir la respuesta inmune en los pacientes.
Ok, stanno lavorando e rafforzando gli studi attraverso la creazione di sistemi che possono permettere la prevenzione e l'immunizzazione delle persone, delle persone. Y en el campo de la inmunidad también o de la inmunología, hemos estado trabajando con los hospitales con un péptido del cual tenemos evidencias en estudios en humanos que es útil para la artritis reumatoide. Un momento, directora, un momento. Voy despacio. ¿Me puede repetir porque no soy yo bien? Estamos hablando del campo de la inmunología. Uno de los problemas de esta enfermedad es que los pacientes graves y críticos desarrollan la llamada tormenta de citoquina. Allora, le persone nello stato critico sviluppano la citocina. Estamos empleando en los pacientes un péptido que ya hemos estudiado en artritis reumatoide. Ah, ok, que están, directora, usted dijo que están estudiando en los pacientes que ya le detectaron artritis de reumatoide. No, estamos utilizando un péptido en los pacientes graves y críticos a la COVID-19 para atender el tema del síndrome de la tormenta de citoquina. Ok, allora stanno cercando di lavorare nei pazienti che si sono trovati in una situazione di gravità chiedo scusa, direttore, io tengo un problema de audio, no oigo bien. ¿Puede parar un momentico la cosa? Un momentico, por favor. Daniela? Massimo, prego. Daniela, c'è bisogno necessariamente che mi passi in questo momento Giordano. Non voglio tradurre. Sì, Giordano, abbi pazienza perché sono concetti tecnici che io vorrei evitare di... Massimo, allora Giordano, il dottor Padovan, che ha seguito il discorso, l'ultima spiegazione che ha fatto la dottoressa Ayala, prego. El momento que se lo repito, directora, es muy importante que repita el último concepto porque son conceptos técnicos. Prefiero que sea un médico a traducirlo para evitar que yo diga cosas que no son correctas. Disculpe, prego. Directora, disculpe. Giordano, vai. Hola, Giordano. Sí. Estábamos hablando... ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Si puedes repetir, después yo traduzco. Habíamos estado comentando a Máximo las diferentes líneas de investigación y de intervención en el marco de ensayos clínicos o del uso compasionar en pacientes. Ahora concretamente le estaba comentando de un péptido que hemos evaluado ya en estudios clínicos para la artritis reumatoidea. Allora, sta dicendo che fondamentalmente il loro centro sta valutando altri peptidi, cioè che sono piccole catene di aminoacidi più corti delle proteine, che fondamentalmente hanno un buon uso per l'artrite reumatoide. Apro parentesi, così come da noi in Italia si usa già un farmaco per l'artrite reumatoide che si chiama tocilizumab per il Covid-19, ma noi abbiamo solo quello in Italia. Invece a Cuba ne stanno investigando, stanno provando a vedere la funzionalità anche di un altro che hanno già sintetizzato. Este péptido en pacientes de artritis ha logrado estimular la presencia de células reguladoras del sistema inmune y también disminuir citoquinas che sabemos están asociados a la reazione inflammatoria. Allora, questo farmaco che veniva usato sempre per una malattia autoimmune che si chiama artrite reumatoide, si è già visto
che determina tutta una serie di azioni positive, fra cui la modulazione del sistema immunitario e la riduzione delle citochine, posto che una delle prime cause di morte alla fine da Covid-19 è la cosiddetta tempesta di citochine. Los primeros 22 pacientes tratados con el péptido en 2 salas de cuidados intensivos, de estos 22 pacientes, 12 están en estos momentos de cuidado, o sea, hacia una evolución positiva, y 8 pacientes están de alta ya. Allora, dei 22 pazienti a cui hanno applicato, 8 sono in ottime condizioni e stanno guarendo, e gli altri 8 sono già stati dimessi dall'ospedale e sono tornati a casa loro. Con este resultado, el sistema de salud cubano ha decidido extenderlo a otros hospitales, a las salas de cuidados intensivos. Allora, da questo primo esempio, loro stanno pensando già di estendere questo protocollo a tutti gli altri ospedali di Cuba. Y también se está diseñando un estudio clínico para compararlo con el tocilizumab. E in più stanno anche pensando di fare uno studio clinico che compari questa nuova molecola con il tocilizumab, che era quella di cui vi parlavo io prima. También estamos abiertos a la colaboración con otros colegas del mundo, en Italia y en otros lugares, que puedan estar motivados e interesados en evaluar esta molécula. E loro sono molto interessati anche ad aprire collaborazioni con altri governi, altre regioni, altri sistemi sanitari che li aiutino a valutare anche in condizioni differenti questo nuovo farmaco anche per il trattamento del Covid-19. Bueno, yo quería concluir diciendo que la fortaleza de nuestro sistema de salud cubano y esta estrecha vinculación con la industria biotecnológica y farmacéutica en nuestro sistema social, cuya prioridad es la salud del pueblo, hace posible que todos estos productos e investigaciones puedan llegar a todos los cubanos que lo necesiten. Sì, allora uno dei punti di forza del sistema sanitario cubano è per l'appunto l'integrazione con l'industria farmaceutica che è sempre esistita a Cuba. Non solo per la gestione dei costi, ma anche per la capacità che ha questo sistema di produrre farmaci e trasportarli fino agli angoli più sperduti di Cuba. Apro e chiudo una parentesi, ho trovato punti medici fornitissimi in posti sperduti, come non me ne vogliano quelli che vengono da quelle regioni Bartolomé e Massò, che è davanti al picco del Turchino, ma là comunque c'era più o meno tutto. E un'operazione di appendicite te la facevano, e il sistema cubano permette per appunto che in tutto il territorio nazionale arrivino sempre e comunque tutti i farmaci del dispensario governativo. Entonces, unido el sistema de salud, cuya tecnología sanitaria es una de las mejores del mundo, con su industria biotecnológica y farmacéutica, pensamos que vamos a vencer. E loro dicono che avendo uno dei sistemi sanitari migliori del mondo, con un'industria farmaceutica che lavora per soddisfarlo, pensa che ce la faranno e vinceranno anche la sfida del Covid-19. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Daniela, non si sente nulla. Grazie a lei, dottoressa, davvero per questo importantissimo contributo scientifico che ha dato, davvero moltissimo, la ringraziamo, perché questo impegno che state dimostrando può essere davvero utile per tutto il mondo. Grazie. Gracias. Allora, prima di dare la parola a Giordano, volevo dire che stanno arrivando anche delle domande che poi gireremo agli ospiti, in particolare all'ambasciatore, alla stessa dottoressa Marta Ialavila, che è appena intervenuta. Introduco il compagno Padovan, che è un medico e uno psichiatra che lavora in carcere qui a Padova, ma è anche impegnato
nella lotta al Covid-19 insieme a molti altri colleghi nel nostro territorio, nella nostra regione. Vorrei farti questa domanda, Giordano, visto che si è parlato di sanità cubana e naturalmente vorremmo metterla diciamo a confronto con quella italiana, ma ci vorrebbe troppo tempo. Volevo chiederti quali sono secondo te rispetto al nostro sistema sanitario nazionale i punti di forza della sanità cubana e quali noi potremmo prendere, scegliere per migliorare il nostro sistema, che è un ottimo sistema ancora, ma che negli ultimi anni ha subito moltissimi tagli di risorse pubbliche e che forse se questi tagli non ci fossero stati avrebbe affrontato meglio la pandemia. Ecco, secondo te cosa potremmo prendere o riprendere della sanità, del sistema sanitario cubano? Allora, sicuramente noi possiamo prendere domani mattina e applicare il meno importante, ossia non quello che ci è stato spiegato fino adesso, che tratterò dopo. Noi quello che non è stato detto che c'è a Cuba, che è in effetti meno importante di quello che è stato detto adesso, è il livello di pervasività non solo del portare i farmaci, ma anche delle cure primarie. A La Habana i posti aperti H24 dove uno può andare a curarsi sono innumerevoli e fondamentalmente questo limita molto rispetto a noi la necessità dell'ospedalizzazione, dell'andare in ospedale, eccetera, eccetera. Ora, noi abbiamo visto che sia all'interno dell'Italia, delle varie regioni italiane, che all'interno dell'Europa si è stati tanto più bravi a prevenire il Covid-19 quanto migliori erano le cure primarie locali, ossia quanto più la sanità era riuscita a spalmarsi sul territorio e a non arroccarsi solo negli ospedali. Perché quando si ha a che fare con un'epidemia la gestione è assolutamente fondamentale. E quindi direi che questa è la prima cosa che noi possiamo portare a casa, cioè l'idea di ritornare a finanziare un livello di sanità locale. Dall'altro punto di vista, ovviamente, quello che noi possiamo prendere dalla sanità cubana è l'idea di eliminare la quota privata o ridurre fortissimamente la quota privata degli ospedali e delle strutture private che abbiamo nei confronti di quelli pubblici a livello sanitario. Ad esempio, qui in Veneto il numero di posti letto in rianimazione ogni posti letto generale nel pubblico è 1 a 19, cioè ogni 19 posti letto in tutti i reparti ordinari ce n'è uno in rianimazione, che diventa uno ogni 67,5 se andiamo nella sanità privata, e noi sappiamo che il concetto determinante dal punto di vista ospedaliero per sopravvivere al Covid-19 è avere respiratori e avere posti in rianimazione liberi. Questo qui è quello che possiamo fare anche subito. Tutto il resto è invece diverso, cioè noi non riusciamo a farlo subito perché è esattamente connaturato al sistema, e questo mi permette anche di non parlare tanto della sanità italiana, ma quanto di quella europea, che sicuramente è migliore di quella statunitense, ma è assolutamente incomparabile come organizzazione a quella cubana. Cioè l'elemento determinante è quello che ha detto prima Marta, ossia, ad esempio, lei lo ha descritto dal punto di vista della totale integrazione fra l'industria farmaceutica e l'industria sanitaria. Ma non è solo fra l'industria farmaceutica e l'industria sanitaria. A Cuba è presente un'integrazione totale che riguarda anche tutta un'altra serie di ambiti, ad esempio gli aspetti educativi con gli aspetti sanitari, perché anche lì la scuola è solo pubblica, l'industria farmaceutica è solo pubblica, e quindi la capacità che si ha nei sistemi complessi di poter mettere a contatto tutte queste strutture. Ovviamente la possibilità di una cooperazione integrale fra le varie strutture sanitarie, farmaceutiche,
cure primarie, cure secondarie, altri sistemi di welfare, l'istruzione, eccetera, eccetera, sono assolutamente alternativi, almeno dal mio punto di vista, all'economia di mercato. Se uno vuole avere la leva della concorrenza, la leva del libero mercato e della competizione fra enti, fra soggetti, beh, allora quello lì è un altro sistema, è un sistema che però è un sistema estremamente dispendioso, che genera ingiustizie, che genera sperequazioni e che soprattutto non può raggiungere questi livelli di integrazione. Nel senso che il centro per la quale lavora Marta è il centro che ha inventato a livello globale l'interferone alfa 2B, e ovviamente non è che lo abbia fatto in competizione con un'altra industria cubana che stava lavorando sullo stesso progetto e vediamo chi riesce a fregare quell'altro, ma è stato pianificato, l'hanno fatto loro e poi. Allora, questa roba qua è una cosa che però è assolutamente alternativa all'economia di mercato stessa. Quindi noi diciamo che a meno di un cambio repentino di sistema, cosa che io anelo sempre essendo comunista, non riusciremo mai a fare. Ora, il fatto che per arrivare a un livello di sanità così, diciamo, eccesso, specie per la esigua quantità di dollari pro capite che ci mettono dentro rispetto a noi, perché il punto di Cuba è anche l'iperefficienza, nel senso che rispetto alle risorse che ci mettono dentro, che sono tante ma non tantissime, hanno una qualità enorme. Ora, se voi vi ricordate, quando è uscito nel 2006-2007 un film di Michael Moore che si chiamava Sico, a un certo punto c'era una classifica delle sanità migliori al mondo, no? E ai primi 3 posti c'erano Francia, Italia e Cuba. Quindi noi non è che possiamo lamentarci. Ma gli Stati Uniti stavano al 70° e rotti. Boh, quello è l'ultimo anno, mi pare che la classifica fosse la classifica OCSE, no? Cioè la classifica, lo dico per chi parla spagnolo, la classifica dell'Organizzazione per la Cooperazione del Desarrollo Económicos. Quella lì io penso sia l'ultima che hanno fatto, perché l'idea che gli Stati Uniti fossero umiliati da 70 posti di distanza, cioè un terzo del planisfero di distanza rispetto a Cuba, perché negli Stati Uniti un povero muore per le malattie più banali e assurde, questo qui ha determinato un vulnus, ma non è solo una questione di rispetto per il ruolo di imperatori del mondo degli Stati Uniti, è anche proprio un problema che a un certo punto, se si dice che la sanità cubana è così buona, perché è vero, bisogna farsi tutta una serie di domande che a un certo punto vanno a travalicare la sanità stessa e vanno a parlare del sistema. Perché ovviamente anche a Cuba, come in tutto il resto del mondo, la sanità non è una torre eburnea isolata dal contesto, ma la sanità è calata all'interno del sistema. Dal mio punto di vista è molto centrale all'interno del sistema. Mi risulta che l'Hospital José Martí sia l'edificio più alto di La Habana, non più alto in senso assoluto, perché ci sono altri edifici che stanno sopra colline come l'Hotel Havana Libra, eccetera, eccetera, ma non so quanti piani, se ha 50 piani, è il grattacielo più alto, e l'organizzazione, e sembra proprio, almeno per quando sono stato io a La Habana, almeno l'ho vissuta così, il centro di un'organizzazione che va a tutelare la salute delle persone a 360 gradi, compreso il livello culturale, eccetera, eccetera. Ora, io penso, per l'appunto, che per avere la sanità cubana serva cambiare totalmente il sistema. Per ottenere di migliorare la nostra, però possiamo studiarla, specie a livello dell'organizzazione locale, e soprattutto, se fosse possibile, da parte pubblica ripristinare l'esistenza di luoghi e l'attività come ad esempio l'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze o comunque di altre strutture di ricerca totalmente pubblica, che non abbiano bisogno di passare per le istituzioni private per distribuire i farmaci. Io chiudo dicendo una cosa molto brutta, per cui ad esempio noi non abbiamo qui in Italia la possibilità di usare
l'interferone cubano, ma dobbiamo comprarlo di un'altra marca e prodotto anche con tecniche inferiori, non di ingegneria ricombinante sui schiericchiacoli come fanno loro, dalla Roche o dalla Schering-Plough, degli interferoni sempre alfa 2B, ma che non sono come quello che producono loro, perché al mio punto di vista per la filiera di produzione sono meno sicuri, proprio perché noi siamo anche noi soggetti al bloqueo degli Stati Uniti, all'embargo, e questo molto spesso provoca anche a noi, nella nostra incapacità di avere un rapporto commerciale diretto con Cuba per alcuni farmaci innovativi, porta paradossalmente anche a noi dei danni, e sono danni di pura stupidità per andare dietro a Trump e a gentaglia del genere. Quindi secondo me sono queste le due vie. Il primo è più sanità territoriale, il secondo è meno sanità privata e maggiore integrazione all'interno del pubblico fra le strutture farmaceutiche, le strutture di ricerca scientifica e le strutture sanitarie. Grazie Giordano. Sì, l'aspetto della prevenzione che si integra quindi con la cura e con la ricerca ed è un sistema questo che è sicuramente vincente. Nel nostro territorio il fatto che ci siano stati comunque presidi territoriali, pensiamo soltanto ai medici di base e al ruolo che hanno svolto, così come le strutture territoriali in questa pandemia, ci dice che questa è la strada giusta, che è quella che Cuba ha intrapreso e continua a portare avanti. Sì, forse quello che hanno fatto capire è che da noi sostanzialmente, anche se non è vero totalmente, la sanità territoriale sono solo i medici di base. Per inciso in Lombardia non ci sono nemmeno più, e quindi loro sono andati a schifio fondamentalmente per questo motivo qua, mentre a Cuba a livello territoriale non ci sono solo i medici di base, ci sono una pletora di altre cose, ci sono infermiere, psicomotricisti, fisioterapeuti, ci sono operatori, ce n'è tantissimo fuori dall'ospedale, nei territori, negli stessi edifici dove di solito c'è il CDR, dove la gente va a bersi un'ombra, a farsi una partita a scacchi, e intanto che è là gli misurano la pressione, gli prendono il colesterolo, il suerito, bla bla bla. Ecco, noi dovremmo fare. Grazie. Allora, sono arrivate delle domande. Io vorrei chiedere all'ambasciatore se può rispondere, ce n'è anche per la dottoressa Marta Ayala. Allora, chiedono le persone che sono arrivate diverse domande, le riassumo. Chiedono, ambasciatore, quando è nato il centro dove lavora la dottoressa Marta Ayala Vila? Quando è nato e che ruolo si pensava dovesse avere e che poi effettivamente ha avuto, e come viene sostenuto? È un centro totalmente pubblico? Ci spieghi? Allora, io credo che questa domanda sarebbe meglio che la rispondesse la dottoressa Marta Ayala, ma benissimo, per anche fare economia dei tempi, vi spiego. Questo centro non è il primo, logicamente, del gruppo dei centri di alta scienza vincolata alla salute pubblica cubana, alla biotecnologia. Dagli anni 60 uno dei primi obiettivi della rivoluzione è stato lo sviluppo della scienza. Tutti devono ricordare quello che ha detto Fidel Castro all'inizio della rivoluzione, che il futuro di Cuba dovrebbe essere un futuro di uomini e donne delle scienze. E logicamente possiamo ricordare centri così importanti come il CENIT, il centro di scienze avanzate, tutto quanto. In quegli anni 80 noi abbiamo considerato che era importante fare una spinta, spingere lo sviluppo in questa direzione. Abbiamo richiesto in quegli anni, si è offerto la possibilità per le Nazioni Unite
en el marco de la OCDE di creare 2 centri di biotecnologia avanzata nel mondo, uno in un paese sviluppato e un altro in un paese subsviluppato. Cuba ha richiesto la possibilità di stabilire a La Habana uno di questi centri. Un'altra volta il blocco economico, commerciale e finanziario degli Stati Uniti ha impedito che si potesse approvare la installazione di questo centro a Cuba. Il centro in un paese sviluppato è stato quello di Trieste in Italia e l'altro si è deciso di farlo alla India. In quel momento Cuba ha deciso allora di prendere la sua strada e costruire il centro del quale la dottoressa è subdirettore. Questo centro logicamente è un centro pubblico tutto il tempo, come tutti i centri che abbiamo noi. Sono centri di alta scienza, ma sono centri di ricerca, di sviluppo, di produzione e di commercializzazione, 360 gradi. Tutti questi centri che formano parte del polo biotecnologico di La Habana. Dimmi Daniela. Grazie ambasciatore. Quindi insomma un impegno su più fronti, su più istituti, proprio per... giusto per volerlo spiegare a chi ci sta seguendo. Tra l'altro dico che ci sono circa 200 persone che stanno seguendo sulla piattaforma questo dibattito e si sono raggiunte quasi 5.000 persone, quindi ringrazio veramente tutti voi che avete potuto così parlare a così tante persone che sono effettivamente poi state anche interessate. E volevo fare una domanda alla dottoressa Ayala, sempre da parte dei nostri, da chi ci sta seguendo. Dottoressa, quante persone segue questo centro e come si arriva a voi? Attraverso quali canali? Chi può tradurre alla dottoressa Ayala queste mie domande? Sì, Daniela, vai, lasciamo che sia Giordano a tradurre la dottoressa, dai, è inutile entrare. Mi ero distratto un attimo perché stavo guardando una cosa. Allora, quante persone sono seguite, curate dal centro di biotecnologia e ingegneria dove lavora la dottoressa Ayala e come si arriva a questo centro? Attraverso quali canali? Chi invia i pazienti? Ci chiedono dalla piattaforma. Penso che sia un centro di produzione di farmaci questo, più che cosa. Sí, comunque adesso Daniela, ¿quieres saber en su centro básicamente cuánta gente recibe al final medicamentos producidos para su centro? Si me permettete, il centro tiene direttamente pazientes. No, deja un momentico l'ambasciatore. Un secondo che c'è l'ambasciatore che voleva intervenire, un secondo, prego ambasciatore. Sì. Daniela, questo non è un centro assistenziale, questo è un centro di ricerca e sviluppo dei medicamenti, di produzione e di commercializzazione. La cosa più importante è quello che diceva la dottoressa Marta Ayala prima nel suo intervento. Questo centro, come gli altri centri del polo scientifico di Cuba Pharma, sono integrati al sistema della salute pubblica cubana e logicamente tutto quel sviluppo sta in funzione di quel sistema, dei bisogni di quel sistema, anche tramite le prove cliniche che si fanno, tutto quanto per provare l'eccellenza di quella ricerca che fanno loro. Ma lì non si presta assistenza medica. Bene, abbiamo chiarito questo fatto. Non so, la dottoressa vuole aggiungere qualcosa? Vuole intervenire di nuovo anche dopo l'intervento del dottor Padovan rispetto alla differenza, insomma, tra il sistema italiano e il sistema cubano? Se vuole, prego, dottoressa Ayala. Sí, dice Daniela a Marta
si quieres decir algo más, sobre todo entre las diferencias entre los sistemas sanitarios europeos, italianos sobre todo, y lo cubano, y lo que nosotros podemos aplicar, imparar de lo que hacéis vosotros en el isla de Cuba. Bueno, el sistema que yo conozco es el sistema cubano, en el que nací y me he criado y en el cual he trabajado. El sistema cubano realmente trabaja la prevención más que la cura, aunque también atiende el tema terapéutico y la curación. Por eso, en el enfoque de esta pandemia, se han integrado la estructura, la tecnología de salud que ha desarrollado Cuba con todos los organismos de la dirección del Estado y el gobierno y todas las organizaciones. Pues sabemos que en el aislamiento, en el pesquisaje, en la disciplina ciudadana, realmente es donde podemos gastar menos y no pretender que se nos colapsen los hospitales para tener que atender a una gran cantidad de personas con la disyuntiva que en algún momento se cubran todas las camas. Por tanto, el enfoque siempre del sistema cubano ha sido hacia la prevención. Fíjese que la biotecnología cubana primeramente trabajó en el desarrollo de vacunas preventivas para atender situaciones de salud en Cuba che stavano associate a enfermedades infecciose. Ok. Marta dice che non è esperta di sistemi sanitari diversi da quello cubano perché lei si è formata in quello, ma che di base la differenza tra il sistema cubano in media e gli altri deriva dal fatto della grande integrazione di cui abbiamo parlato prima e della grande attenzione che viene data alla prevenzione, che è una cosa particolarmente importante per malattie come il Covid-19, per le quali non esistono ancora terapie ben determinate, ma è anche l'aspetto di integrazione fra la salute pubblica al suo interno e anche all'esterno della società, che permette di avere la cosa più efficace, ad esempio per il Covid-19, che è la disciplina, come ha detto lei, la disciplina urbana, ossia quel sistema di norme comportamentali che tutti i cubani o la grandissima parte dei cubani tendono ad assumere in caso di emergenza, rispettando ciò che viene loro richiesto e tentando di evitare il contatto con gli altri, e questo è l'unico mezzo che loro hanno per ridurre la pressione del Covid-19 sugli ospedali, che comunque a Cuba continuano a funzionare esattamente come prima per tutto il resto, per cui il Covid-19 è uno stress ulteriore. Ed è solo fondamentalmente grazie all'integrazione anche culturale che ha la salute pubblica nella società che la gente riesce a capire l'importanza di mantenere determinati aspetti, e quindi non c'è bisogno, lo dico, non c'è bisogno di misure più coercitive per tenere a casa la gente, eccetera, eccetera, perché è sufficiente spiegare loro, data, come posso dire, l'integrazione del sistema sanitario con quello culturale, che è un di Cuba e non di altri paesi, insomma. Daniela, posso fare un'entrata? Mi senti? Daniela? Sì, un secondo Massimo. Sì, prego. No, io ho un'altra domanda. Velocissimamente, volevo integrare, appunto, riferendomi a quello che dicevo all'inizio io all'ambasciatore, cioè la medicina clinica, la preventiva di Cuba, è l'arma perfetta per combattere le problematiche a causa dell'embargo. Immaginiamoci se non avessero la medicina clinica preventiva, quale sarebbe la situazione a Cuba a causa del bloccheo. Non so se mi sono spiegato. Grazie alla medicina clinica riescono a garantire una sanità estesa a tutto il popolo, nonostante ci sia il problema del bloccheo. Quindi se non ci fosse questa competenza di base non sarebbe messa bene Cuba, e quindi ringraziamo loro di insegnarci qualcosa. Medicina clinica, non la virgola, il punto e virgola. Loro ti sanno esaminare un paziente a prescindere dalla specializzazione. Grazie. Sì, grazie a te Massimo. Certo, questo e naturalmente l'enorme sforzo di risorse che il governo mette su questo campo, senza soldi, altrimenti non si fa nulla. Un'altra domanda per l'ambasciatore che viene sempre dalla piattaforma è questa.
Ancora per quanto tempo rimarrete nel nostro paese con le vostre brigate, ambasciatore? Daniela, lo abbiamo detto dall'inizio, dall'arrivo dal primo gruppo alla Lombardia, dopo quando è arrivato il secondo a Torino. I nostri medici e infermieri rimarranno qui fino a che le autorità che lo hanno convocati credano che sono utili. Loro vengono a prestare un servizio sanitario per aiutare al sistema sanitario italiano, a tutti i lavoratori del sistema sanitario italiano a fare fronte a questa epidemia. Fino a quando loro siano utili in quell'obiettivo, loro rimarranno qui in Italia. Grazie ambasciatore, grazie perché questo è un esempio davvero importante che dovrebbe essere conosciuto da tutti. Il nostro personale sanitario nei territori, negli ospedali, in tutti i luoghi di cura sta pagando un prezzo altissimo, un impegno altissimo, e quindi questo vostro sostegno è ancora più importante perché, lo abbiamo detto all'inizio, c'è bisogno oggi più che mai di una cooperazione per superare le difficoltà, e questo sarebbe importante se lo si capisse anche per eliminare il blocco contro Cuba e contro il suo popolo. Grazie. Una domanda c'è anche per il dottor Padovan. Ci chiedono, lei che lavora nel carcere, com'è la situazione per quanto riguarda l'emergenza Covid-19 nel carcere dove lei lavora e in generale nel nostro paese? È variabile. Allora, nel carcere dove lavoro io in 2 carceri, abbiamo finito di fare i tamponi, gli ultimi risultati sono arrivati ieri e siamo totalmente liberi da Covid. Però, ad esempio, nel carcere di Verona è entrato pesantemente e fondamentalmente nelle carceri, esattamente come in tutti i posti isolati, che possono essere eremi, monasteri, eccetera, eccetera, si va sempre tutto molto bene fino a quando non entra, e poi quando entra diventa un po' una tragedia. Per il momento comunque noi siamo abbastanza tranquilli. Se c'è qualcuno che interessa questa cosa, fra un po' di tempo, specie se ho i vostri contatti Facebook, ma li avrà presi Andrea, partirà un test che ho prodotto, di cui sono in attesa dell'autorizzazione del Ministero dell'amministrazione penitenziaria. Non so se avete visto che hanno appena fatto secco il sottosegretario, quindi ci saranno un po' di lentezze, che si chiama Covid 2019 Psycho Burden Survey, perché fondamentalmente è utile studiare le persone nelle carceri per capire come interagisce lo stress della reclusione con quello della paura per la malattia, e questo aiuta a spiegare anche come funzioniamo noi. Comunque per il momento la situazione nelle carceri è relativamente sotto controllo, però ovviamente non sappiamo quanto potrà andare avanti, perché dal punto di vista carcerario il Covid ha determinato soprattutto il fatto che non ci sono più le visite dei parenti, e quindi fino a quando reggono psicologicamente i detenuti senza vedere nessuno ce la si farà, e poi Grazie dottor Padovan. Adesso se i nostri relatori non vogliono aggiungere altro alla discussione che abbiamo portato avanti, darei la parola a Maurizio Acerbo, il nostro segretario nazionale, che ci onora anche lui della sua presenza. Prego Maurizio. Sono io che vi ringrazio, saluto tutte e tutti, in particolare l'amico ambasciatore, la direttrice del centro di Cuba che ho visitato nel 2015 con una delegazione del Partito della Sinistra Europea, e tutte le compagne e i compagni e le persone che stanno seguendo questa diretta. Cercherò di essere sintetico. Innanzitutto una questione che riguarda noi più che Cuba. In questa crisi è venuto fuori chiaramente che la salute non può essere una merce, che
I processi di mercificazione e privatizzazione del sistema sanitario hanno prodotto danni anche da noi, che siamo comunque nella parte alta della classifica mondiale dei sistemi sanitari, proprio perché in tutta Europa si sta da troppi anni perseguendo il progetto, in Italia particolarmente, di fare della sanità un mercato e non un diritto universale, un diritto umano che va garantito a prescindere dalle logiche di mercato. Un grande grazie al popolo cubano, al governo cubano e ai medici e agli operatori sanitari che sono venuti in Italia dando un grande esempio di solidarietà e internazionalismo, ma anche la lezione che hanno dato a tutti. Nel nostro paese, come in tutta Europa, sono anni che sentiamo soffiare un vento di nazionalismo. Cuba ha dato una lezione di quello che chiamiamo internazionalismo proletario. Si può essere un fiero paese, un'isola che resiste alla più grande potenza del mondo a solo 90 chilometri, avere quindi una forte dignità nazionale, difenderla, ma al tempo stesso avere un'idea di patria non reazionaria, ma un'idea di patria come umanità, come ricordava l'ambasciatore citando José Martí, e ovviamente la lezione di Che Guevara e di Fidel Castro. Abbiamo tanto da imparare da questo esempio. Nel 2005 Fidel, istituendo la brigata Henry Reeve, ha dimostrato la sua intelligenza politica. Noi spesso parliamo di partito sociale, loro hanno inventato una forma di intervento sociale planetario. C'è una frase di Fidel a cui pensavo mentre seguivo i collegamenti, quella in cui diceva: voi che parlate dei fallimenti di socialismo, raccontateci quali sono i successi del capitalismo nel sud del mondo. Ebbene, io domando, ci sono brigate che partono da Haiti, da Santo Domingo, dall'Honduras, dal Guatemala, dallo stesso Brasile, dall'Africa? L'opinione pubblica occidentale dovrebbe riflettere su che miracolo ha compiuto il socialismo cubano nonostante i 60 anni e passa di embargo, un embargo criminale contro il quale abbiamo il dovere di rilanciare la mobilitazione. Noi stiamo lavorando perché in tutti i comuni si presentino risoluzioni contro l'embargo e di solidarietà con Cuba, e stiamo lavorando affinché una risoluzione di questo genere arrivi anche nelle aule del nostro Parlamento. Non ci dobbiamo stancare di ricordare che il blocco contro Cuba è un atto di genocidio e di guerra economica, che è contro il diritto internazionale ed è privo di legittimità presso praticamente tutti i popoli della terra. Nell'ultima votazione, credo che sia stata la 28ª, in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha condannato il blocco contro Cuba, soltanto 3 stati hanno votato contro la risoluzione, cioè contro Cuba, ed erano gli Stati Uniti, Israele e il Brasile di Jair Bolsonaro, ed è tutto dire. Per questo io credo che noi dobbiamo fare una grande attività di informazione. Oggi in Italia si è creato un clima molto positivo verso Cuba, grazie al lavoro che stanno facendo i medici e gli operatori sanitari cubani. Vanno spiegate cose che all'opinione pubblica non sono note. Voglio ricordare, lo diceva credo prima l'ambasciatore o la presidente di Italia Cuba, Irma Dioli, che ringrazio per l'impegno eccezionale. Io, oltre ad avere la tessera di Rifondazione Comunista, ho anche quella dell'associazione Italia Cuba, e io credo che questa storica associazione noi dobbiamo rafforzarla. Ebbene, come non ci stanchiamo di denunciare, noi siamo di fronte a qualcosa di davvero spietato, e cioè l'inasprimento del blocco in presenza di una pandemia mondiale. Mentre Cuba manda 23 brigate in tutto il mondo ad aiutare i popoli, gli Stati Uniti cercano di impedire a Cuba di assistere il proprio popolo. E voglio ricordare che questa politica criminale viene svolta anche nei confronti del Venezuela bolivariano. E io voglio ricordare, perché è una cosa che deve fare insorgere l'Europa e l'Italia, che gli Stati Uniti, inasprimendo
il blocco sono ricorsi al famoso titolo terzo della legge Helms-Burton, quello che riguarda la clausola di extraterritorialità, cioè un'impresa italiana, europea, che faccia commercio, collabori con Cuba, può ritrovarsi di fronte a un tribunale degli Stati Uniti d'America. Questa è una violazione quindi non solo della sovranità e dei diritti del popolo cubano, ma della sovranità e dei diritti di tutti i popoli del mondo. Quindi abbiamo il dovere di rilanciare la campagna per la solidarietà e contro il blocco, e iniziative come quella di oggi sono fondamentali. Un'ultima considerazione: desidero esprimere la nostra solidarietà al popolo cubano, al governo di Cuba, al Partito Comunista Cubano, per l'attacco che c'è stato il 30 aprile nei confronti della rappresentanza diplomatica di Cuba negli Stati Uniti d'America. Hanno sparato contro la rappresentanza diplomatica, e vorrei ricordare che la garanzia della sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e delle ambasciate appartiene agli stati ospitanti, in questo caso gli Stati Uniti. Alla guida degli Stati Uniti c'è un governo pericoloso, che ha dato spazio ai peggiori figuri che si sono occupati delle politiche di aggressione nei confronti dell'America Latina negli ultimi decenni, e quindi essere vicini a Cuba è un dovere internazionalista, e credo è il minimo che possiamo fare come ringraziamento che per quello che Cuba sta facendo e sta dimostrando nei confronti di tutti i popoli del mondo. Concludo dicendo che quindi è bene anche dare una mano concreta e collaborare e proseguire la collaborazione con Italia-Cuba nel sostegno della campagna di sostegno appunto a me di Cuba, perché dobbiamo far sentire che l'internazionalismo non è fatto solo di parole ma anche di atti concreti. Quindi, come recita la campagna internazionale in corso in questo momento, solidarietà sì, blocco no, e continuiamo a essere al fianco di Cuba con il massimo di convinzione. Grazie a voi davvero per questa bella diretta. Grazie Maurizio. Io chiedo anche a Irma Dioli se vuole, prima di salutare i nostri ospiti, vuole aggiungere qualcosa. Che non mi sento di parlare dopo le conclusioni di Maurizio. No, ma soltanto perché il nostro segretario nazionale ha ricordato il vostro impegno. Non vorrei sbilanciare, no, sono molto... Irma, sei la mia presidente, perché io sono iscritto a Italia Cuba, quindi... No, siamo tutti iscritti a Italia Cuba. No, volevo veramente ringraziare, è stato un momento importantissimo questo confronto, questo incontro, sia per il livello appunto dei relatori, dell'autorità, anche dei relatori, penso all'ambasciatore, penso alla vicepresidente Ayala, e credo che questo sia un modello da portare anche in altre realtà, cioè quello di mettere insieme le istituzioni, le autorità, il mondo dell'associazionismo come l'associazione, i partiti, un obiettivo comune come in questo caso è fondamentale perché dà il senso vero della solidarietà che si intende. Quando si dice bisogna allargare, rilanciare il fronte della solidarietà, aumentare il fronte della solidarietà con Cuba, è proprio questo. Mettere insieme tante teste, tanti contenuti, perché comunque oggi abbiamo sentito degli interventi importantissimi, spero che sia solo un inizio di collaborazione anche per il futuro. Ringrazio veramente tutti, ringrazio anche Daniela che è riuscita a tenerci insieme tutti, anche con le difficoltà tecniche del caso,
e diamoci appuntamento. Io, se posso fare un appello, chiedo di seguirci sul nostro sito www.italiacuba.it e anche sul nostro Facebook, perché serve tanta unità di azione, tanta unità di intenti, e cerchiamo in questo di essere più forti, di fare anche noi questi sforzi, mettendo da parte quello che sono anche certe differenze, per cercare di fare l'obiettivo comune per tutti, che è quello di sostenere Cuba, di sostenere la sua esperienza, e di lasciare che possano decidere i cubani, il popolo cubano, insieme al suo governo, il proprio futuro. Grazie Irma. Grazie a voi. Allora io davvero con ancora grande emozione, che non mi è passata dall'inizio di questa diretta, ringrazio José Carlos Rodríguez Ruiz, il nostro ambasciatore di Cuba in Italia. Lo ringrazio di cuore e chiedo a lui di portare il nostro ringraziamento al governo cubano e a tutto il popolo cubano per questo enorme sforzo che insieme a noi stanno facendo. Ambasciatore, prego. Allora, io non posso meno che ringraziarvi a tutti voi non soltanto per quello che hanno detto oggi, sino soprattutto per quello che fanno da tanto ognuno di voi e tanti altri che sono insieme a voi, insieme a noi, insieme al popolo cubano. Io veramente mi fa moltissimo piacere essere qui, essere in questo momento, in questa responsabilità temporanea qui in Italia, perché ho potuto sentire molto di vicino l'amicizia che nel popolo italiano c'è per il popolo cubano, che è stata un'amicizia da lunga storia. Abbiamo ricevuto dal popolo italiano tante mostre di appoggio, di simpatia e di amicizia. E quello che noi stiamo facendo oggi è semplicemente un ricambio di gratitudine. Quello che stanno facendo i nostri medici è dare grazie a tutti voi per quello che hanno sempre dato al popolo cubano. Noi saremo fieri di quello, siamo molto fieri degli amici che abbiamo nell'Italia, tutti voi e tanti altri, e sempre mi piace dire che il popolo cubano sarà sempre lì, fermo, non si amedrenterà mai, continuerà avanti con i suoi sogni e noi costruiremo una società migliore. Grazie a tutti voi. Grazie ambasciatore, l'emozione mi è salita ancora di più per queste sue bellissime parole. Non so se ce le meritiamo tutte, ma voi sì, voi vi meritate tutta la nostra gratitudine, tutta. Dottoressa Ayala, salutiamo anche lei con un grandissimo ringraziamento per il vostro impegno, per il suo impegno, augurandole il meglio per una carriera già molto importante, ma che ci auguriamo possa diventarlo ancora di più. Dottoressa Ayala, prego. Agradecer a todos ustedes, a nuestro embajador, que ha expresado con muy bellas palabras todo lo que representa el pueblo cubano en estos momentos y también toda esa solidaridad entre Cuba e Italia. Decirles que la ciencia cubana, que también es bloqueada, es una ciencia por la humanidad, por la solidaridad, y que aquí estamos también para il pueblo italiano. Sì, allora la dottoressa Ayala ricambia l'ambasciatore e dice che la scienza cubana, che è anche essa sottoposta a embargo, lavora sempre per l'umanità intera e non solo
per il popolo cubano. Grazie. Io ringrazio anche Massimo Amai, referente d'Italia-Cuba, dell'Associazione di Amicizia Italia-Cuba di Padova. Sono sicura che la nostra collaborazione continuerà anche in futuro, vero Massimo? Assolutamente, io ho sempre detto che per poter amare una cosa bisogna conoscerla, per cui quello che noi si sta cercando di fare da tanti anni a Milano, Venezia, Padova, in qualsiasi altra parte d'Italia, è far conoscere a Cuba in tutti i suoi sentidos, perché non puoi amare una cosa se non la conosci, e per conoscerla devi pubblicarla, come attraverso eventi di varia natura, non solo politica ma anche culturale, che è quello che si sta cercando di fare, quello che io voglio fare a Padova, parlare di medicina, di storia, di sport, di politica, e ovviamente sempre con la presenza delle istituzioni cubane che danno serietà o che autentichino la serietà di quello che stiamo facendo. Senza l'intervento loro non possiamo garantire serietà alla cosa, e quindi ringrazio la presenza delle autorità, l'ambasciatore Marta Ayala, e ringrazio la mia presidente Irma. Ciao. Grazie, io volevo raccogliere anche il suggerimento che mi era stato dato da Maurizio Acerbo, il segretario nazionale, perché oltre che medico sono anche nato in un paesino molto piccolo in provincia di Treviso, e vicino a questo paese ce n'è un altro che si chiama Scambiaggio di Callalta, dove è nato Gino Doneparo, che era l'unico italiano presente nel Gramma, e che, nonostante fosse un carpentiere, sicuramente un carpentiere che aveva imparato a sparare, sicuramente un carpentiere che ha avuto la medaglia d'oro per la Resistenza, sicuramente una grande persona, ma era un carpentiere. Ciò nonostante, la moglie cubana e asmatica gli aveva insegnato a fare dei massaggi che ora nessuno sa più fare, e grazie a questo il 2 dicembre del 1956 salvò la vita a un altro medico, il signor Ernesto Guevara della Serna. Detto ciò, e anche se era un carpentiere semi-analfabeta, di rifo di raffa salvò la vita a Che Guevara, che soffriva, come tutti sappiamo, di un asma terribile. Insomma. Giordano, proponiamo di fare un'altra diretta su Gino Donè a breve. Certo. Se siete d'accordo tutti, credo l'ambasciatore... Logicamente, meritato, dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo. Volentieri, Giordano, hai salutato nella maniera migliore, ricordando un grande partigiano. Esatto. Ed è importante perché è un filo, no, che tiene unite tutte queste esperienze rivoluzionarie importanti che si sono incontrate, e quindi un piccolo contributo alla causa cubana è arrivata anche dal Veneto, e dobbiamo esserne orgogliosi. Io ringrazio tutti voi, ringrazio Maurizio. Permettetemi di ringraziare chi ha fatto in modo che questa diretta si svolgesse, il compagno Andrea Dossi, che ci ha tenuto il schermo, ci ha dato la possibilità di parlare, facendo un'ottima regia, così come i compagni della comunicazione regionale del Partito della Rifondazione Comunista, che hanno diffuso questo evento e hanno fatto in modo che quasi 7.000 persone lo seguissero. Quindi ci ridiamo un altro appuntamento, magari con tutte le persone che oggi sono qui, e a Torino. Voglio ringraziare chi ci ha seguito. Sono ancora emozionata, grazie a tutti. Daniela, l'appuntamento di Torino, per favore. Sì, volevo ricordare l'appuntamento di Torino, che ci sarà il prossimo 5 maggio, martedì, e che si intitola La Brigata Medica Cubana a Torino, la patria è l'umanità, che è il riassunto di tutto quello che noi ci siamo detti oggi, di tutto quello che voi avete comunicato oggi. Mi pare un ottimo messaggio per salutarci e per salutare tutte le persone che ci hanno seguito.
Arrivederci a tutti. Anche lì sarà presente l'ambasciatore, perché è una locandina precedente. Bene, bene, è un onore. Salutiamo tutti. È un onore per me e un dovere anche. Grazie. Grazie Daniela, grazie Giordano, grazie Massimo, Grazie Ayala e grazie Maurizio Acerbo. Un saluto. Continueremo avanti fino alla vittoria. Grazie. Hasta la vittoria sempre. Viva Cuba. Viva. Adiós. Venceremos. Venceremos.